Bene, buonasera a tutti, benvenuti a Palazzo Clavassi, sede udinese della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Vi do il benvenuto in quanto soprintendente da maggio, quindi direttore di questo ufficio che, come sapete, copre tutto il nostro territorio regionale. Un benvenuto, direi, in primis ai ragazzi che sono i protagonisti di questo progetto e che hanno dato veramente un contributo straordinario, guidati da Morena Maresia, che siede al mio fianco e che guiderà in qualche modo la giornata di oggi. Un benvenuto anche a tutti coloro che hanno collaborato, ai genitori, all'assessore Pirone, che ho rapito per strada pochi minuti fa e che si è prestato a partecipare a questa inaugurazione. Credo che sia importante essere brevi perché so che molte persone dovranno intervenire dopo di noi. Innanzitutto credo che non solo i ragazzi vadano ringraziati per la loro presenza, ma anche e soprattutto per l'entusiasmo che hanno messo in questo progetto straordinario, che giustamente è stato premiato, è stato ritenuto uno dei progetti migliori a livello nazionale, quindi inserito in questo programma della rete nazionale della Rai Educational, Rai Storia, ed è un progetto di cui anch'io sono curioso di vedere le immagini, perché si è sviluppato prima del mio arrivo in questa soprintendenza, ma i temi che in qualche modo ho toccato sono dei temi di grandissimo interesse. Qualche giorno fa abbiamo festeggiato, come sapete, le giornate europee del patrimonio, e in quell'occasione avevo toccato un punto che mi interessa nuovamente sottolineare. C'erano anche alcuni dei ragazzi che oggi sono in sala, ed è l'importanza che ha il patrimonio culturale all'interno della nostra Costituzione. Molti di noi lo sanno già, i padri costituenti misero il patrimonio culturale, la tutela del patrimonio culturale, tra gli articoli in qualche modo cardine della Costituzione, l'articolo 9, che recita appunto: la nazione, o sostanzialmente la nazione tutela il patrimonio culturale perché è un motore non solo di crescita e di sviluppo economico e sociale, ma soprattutto è uno strumento, può essere uno strumento fondamentale per la creazione di nuovi cittadini. Ma in che cosa consiste questa creazione di nuovi cittadini? Che cosa vuol dire? Io e Morena abbiamo avuto un po' la stessa idea, ci siamo presentati con due libri diversi dello stesso autore, Tommaso Montanari. Ai ragazzi che avessero voglia di leggere consiglio soprattutto la lettura di queste istruzioni per l'uso del futuro. Si legge peraltro molto, molto bene, è un testo comunque leggero però estremamente denso. Il patrimonio quindi non serve solo a creare delle persone come dire, dotate di un bagaglio di cultura e di nozioni ragguardevole, e non deve servire semplicemente ad assicurare il diletto di pochi illuminati, ma serve, ed è questa la parte importante, ad alimentare la virtù civile, essere palestra di vita pubblica, mezzo per costruire uguaglianza e democrazia. E naturalmente qui, in questo proprio, il progetto che noi oggi presentiamo credo abbia centrato pienamente questo obiettivo. Per noi che ci occupiamo spesso di progetti educativi, dobbiamo ammettere che il più delle volte i progetti educativi si fermano a un primo livello, generalmente quello di fornire nozioni ai ragazzi, lo dobbiamo ammettere, no? Cerchiamo di spiegare loro che cos'è il patrimonio culturale, che cosa la loro città conserva, magari diamo la storia dei monumenti, delle opere d'arte, li portiamo a vedere dei siti archeologici,
Ben diversamente, ben raramente riusciamo ad andare oltre invece, e invece questo è il caso proprio del progetto di oggi, un progetto che produce non solo vera conoscenza, ma produce autentico lievito per maturare e diventare appunto cittadini del futuro. E quindi non ha nulla a che vedere con il semplice nozionismo che tante volte invece confondiamo o con il quale troppo spesso, io direi, infarciamo appunto i nostri progetti. La parola chiave è inclusività, a questo serve il patrimonio culturale. Un'inclusività che deve coinvolgere tutti coloro che abitano appunto il nostro splendido paese, anche quando queste persone non sono nate in questi territori, ma portano comunque culture e altri lieviti che rendono il nostro paese sempre più ricco e la nostra cultura sempre più dinamica. In realtà la storia del nostro territorio ci insegna proprio questo. Non solo è stata una terra di passaggi, una terra di arrivi di genti. Pensiamo archeologicamente all'arrivo dei Longobardi, che oggi nessuno di noi oserebbe dire che non fanno parte della cultura friulana, anzi ne sono sicuramente uno dei cardini insieme con Aquileia e il patriarcato. E questi incontri creano delle culture appunto ricche e particolari, come è appunto il caso della cultura di questa regione, il Friuli Venezia Giulia, che da sempre ha fatto da cerniera tra un Oriente e un Occidente, tra il Mediterraneo e il Centro Europa, ed è questo l'elemento che forse la rende così particolare. Ho parlato fin troppo, ringrazio tutti, ringrazio i ragazzi e soprattutto il nostro personale, ringrazio Morena che fra poco prenderà la parola. Brevemente però, visto che questo progetto, come poi ci verrà spiegato, ha coinvolto moltissime scuole udinesi e anche la biblioteca Ioppi, chiedo all'assessore Pirone di portare un breve cenno di saluto. Grazie a tutti. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Devo dire che ci sono dei rapimenti appunto che mettono paura e ci sono dei rapimenti invece che danno soddisfazione e gioia. Questo è il caso, forse è uno, diciamo, dei pochi. Mi trovo ad esserne protagonista e sono molto felice di essere anch'io qui a nome dell'amministrazione comunale nel poter portare anche la nostra testimonianza, che è quella di chi ha partecipato appunto con la biblioteca civica Ioppi a questo bel progetto, di cui sapevo ovviamente da parte della direttrice, la dottoressa Cristina Massini. Però ecco, consentitemi di fare una brevissima riflessione, brevissimo spunto, perché l'occasione e le parole che ho sentito da parte del dottor Pessina sono parole significative ed è giusto anche che l'amministrazione insomma accompagni questa riflessione con un proprio pensiero. Intanto la città di Udine e la comunità del Friuli è fatta non soltanto da chi è nato qui, vive qui, ma è fatto da chi condivide un progetto di vita. Quindi, come dire, una comunità è viva, una comunità è tale grazie a chi ne condivide magari non solo per una certa via, ma per più vie, un progetto di vita. Guardate che noi oggi ci confrontiamo con processi che non sono fermabili, vanno gestiti in maniera razionale, evitando populismi, isterismi, evitando di tradire, diciamo, anche i principi della nostra Costituzione, ma sono processi che
vanno ben oltre le possibilità di un ente locale, addirittura di una regione e anche di un paese. Ma le comunità locali devono attrezzarsi per costruire condizioni di vita a tutte le persone che condividono appunto un progetto qui, in maniera da stabilire in un sistema di principi, di diritti, di doveri, la miglior convivenza possibile. Quindi quei progetti che aumentano l'inclusione, che in qualche modo servono per, nella complessità del presente, fare in modo che ci sia un sistema, diciamo, di garanzie per tutti e tutte, sono dei progetti che vanno sostenuti. Questo è uno dei casi. Seconda riflessione, il dottor Pessina, che ringrazio come tutti i suoi collaboratori e le collaboratrici, citava la nostra Costituzione. La nostra Costituzione è, come ricordiamo spesso, tra le Costituzioni più belle del mondo, si dice, no? Questo sicuramente è un elemento di orgoglio, è un elemento, diciamo, di vanto del nostro Paese. Però, oltre a essere, diciamo, a richiamare giustamente dei principi di carattere democratico, ci insegna anche una grande responsabilità. Così come l'articolo 9 richiama appunto il paesaggio storico-artistico e naturale, noi che siamo qui, e lo dico agli studenti, ma lo dico a noi tutti, dobbiamo prenderci cura. Non possiamo semplicemente pensare che c'è qualcun altro, c'è un ente che in qualche modo ci garantisce il diritto, i diritti, ma le comunità tutte, con i giovani, gli studenti, con tutti i cittadini, con tutti i residenti, con tutti coloro che abitano all'interno di un paese e in qualche modo vedono, scoprono la bellezza, il valore, la portata storico-artistica di quello che è stato appunto costruito dall'uomo nel passato, hanno il dovere, la responsabilità di prendersene cura. Ecco, credo che questa sia una sfida collettiva che la nostra Costituzione ci lascia, che è un grande sistema di garanzia, ma che, come ricordava Calamandrei, va pienamente attuata. È scritta, c'è per fortuna, le democrazie oggi nel mondo sono impopolari, sono sempre meno, anche nella nostra Europa, ma sta a tutte e a tutti noi attuarla attraverso il prendercene cura, sia nelle relazioni tra le persone, sia nelle relazioni anche rispetto a quello che la storia ci ha lasciato. Quindi io volevo farla breve, ma mi sono dilungato. Ecco, ci tenevo appunto a ringraziarvi davvero tutte e tutti. Sono convinto che l'esperienza per voi sia stata entusiasmante. Ecco, grazie veramente, perché sono anch'io dell'idea che la cultura spesso non è rappresentata, non deve essere rappresentata anzi dai numeri, i numeri delle mostre, ma dal valore di questi progetti. Bene, buon pomeriggio a tutti. Adesso abbiamo la partecipazione in videocollegamento della dottoressa Marina Liberardo, della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero della Cultura, che è ideatrice e realizzatrice del progetto nazionale. Prego, ritrovate. Buon pomeriggio. Spiegamento buono? Sì? Ok, perfetto. Allora, sono molto felice di poter essere con voi, vi ringrazio per questo collegamento particolare e sono particolarmente felice di poter rappresentare qui la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali e di portare proprio personalmente al sovrintendente il riconoscimento e l'augurio del direttore generale, il dottor Alberto Pasquale, e della dirigente, la dottoressa Alessandra Franzone, che sono sicuramente condizioni tassi anche per la riuscita di questo progetto. Mi fa piacere il riferimento che ha potuto fare prima
il sovrintendente, giuro, garantisco che non ci siamo messi d'accordo, siamo usciti ieri dall'UBEC e riprendendo l'ultimo contributo di Tommaso Montanari che porta scritto Se amore guarda, ed è la sua ultima produzione, diciamo, riferita ovviamente allo sguardo in uno storico dell'arte. Abbiamo intitolato il nostro intervento all'UBEC Se cultura unisce, e Se cultura unisce mi sembra che sia assolutamente diciamo, un esordio particolare per questo progetto. Mi permetto anche, scusatemi ma ci tenevo, di salutare tutti i presenti, compresi ovviamente gli allievi che ho potuto conoscere e tutto il team della sovrintendenza. Il nostro saluto a tutti che sono qui e che arrivano di ogni banda, telenghe che se de queste comunità de sotiare e de sua culture. Mandi. Ho fatto tradurre, ma mi sembrava veramente un omaggio a una comunità e alla sua lingua così particolarmente accogliente. La direzione generale di educazione e ricerca è stato del fondamentale processo di rifunzionalizzazione del Ministero, è un organo centrale del Ministero ed è nata con l'intento di ampliare politiche e interventi a sostegno della formazione e dell'innovazione. Rientra nella sua mission istituzionale l'elaborazione e la valutazione di tutti i programmi di educazione, formazione e ricerca di competenza del Ministero. Al suo interno insistono 2 servizi, il primo dei quali, il servizio primo ufficio studi, è quello che raccoglie anche l'operatività del Centro per i Servizi Educativi. La direzione compie attività di studio e ricerca, promuove iniziative e programmi formativi, coordina ovviamente le attività di tutte le scuole di alta formazione afferenti al Ministero e elabora diciamo, 2 strumenti, 2 azioni sovraordinate che sono il piano delle attività formative, quindi un piano sostanzialmente di carattere programmatico, e il piano nazionale di educazione al patrimonio che è invece uno strumento di indirizzo. Svolge funzioni di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza sull'Istituto Centrale per il Restauro, sull'Opificio delle Pietre Dure, sull'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi del Libro e sull'Istituto Centrale per la Grafica. Questa mission istituzionale noi ci troviamo insieme colleghe del Centro per i Servizi Educativi, la dottoressa Isabella Borgia, la dottoressa Susanna Oppozio, da molti anni a cercare di tradurla in una serie di azioni. La prima, quella a cui siamo chiamati, a cui la direzione stessa è chiamata istituzionalmente e che a livello poi diciamo operativo siamo stati chiamati anche a portare avanti, è sicuramente quella di curare il Piano Nazionale per l'Educazione al Patrimonio Culturale, un documento che punta a promuovere una strategia complessiva di crescita della dimensione di conoscenza, di inclusione e di partecipazione al patrimonio culturale e a sostenere soprattutto un nuovo sistema educativo collegato al patrimonio. Questo piano, il Piano Nazionale, che ha avuto la sua prima edizione nel 2015 e che è arrivato adesso con quello del 2021 al suo 4º appuntamento, è per noi di particolare responsabilità perché ci ha diciamo, indotti, portati negli anni a rivedere continuamente, ad aggiornare, a cercare di aggiornare continuamente le linee di indirizzo attraverso le quali un'educazione al patrimonio possa essere veicolata a tutte le categorie di pubblici e ovvero a tutti i cittadini. All'interno dell'ultimo piano 3 sono gli assi trasversali sui quali ci siamo particolarmente orientati: l'accessibilità e la coesione per promuovere lo sviluppo individuale, la coesione sociale come contenuti basilari di valorizzazione delle diverse modalità di accesso al patrimonio, l'innovazione e la creatività con l'intento di modificare sempre più l'esistente, ma soprattutto
di posizionare cultura e creatività come parti di agende politiche più ampie, soprattutto nel contesto europeo, e la cooperazione e la sussidiarietà, cooperazione con il sistema scolastico, con i servizi assistenziali, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, come intento di sostenere la cultura a livello locale e mettere in campo condizioni di sviluppo regionale, urbano, regionale e nazionale locale. All'interno di questa azione programmatica e di indirizzo si inserisce la nostra unità operativa, il Centro per i Servizi Educativi. Un centro che nasce nel 1998, quindi ha già superato i suoi 25 anni, e il quale è stata la prima risposta, una risposta di un'eccezionale responsività, se intendiamo diciamo, la velocità, a quella che nel 1998 la prima raccomandazione del Consiglio d'Europa a tutti gli Stati membri per fare in modo che si ponesse all'attenzione collettiva di tutta Europa il valore del patrimonio culturale in rapporto all'educazione e ai curricoli scolastici, cioè cercare di porre una stretta relazione e abilitare le condizioni perché questa potesse avvenire affinché l'educazione al patrimonio e il patrimonio culturale potessero far parte attiva della formazione dei giovani nel curricolo, diciamo, della scuola. A questo tipo di input iniziale il centro ha risposto negli anni, elabora contenuti e format sperimentali, progetti, attività educative, percorsi, iniziative che in tutti i modi tentano di rispondere a quelle che sono, diciamo, le istanze sociali che si collegano al patrimonio culturale in maniera attualizzante. Noi non abbiamo diciamo, come unico obiettivo la conservazione, che è un obiettivo, la tutela ovviamente di tipo istituzionale di tutto il Ministero e di ogni direzione al suo interno, di ogni istituto, ma abbiamo anche l'obbligo morale di cercare di percepire, intercettare, tradurre tutte le istanze sociali che possono essere collegabili al patrimonio in termini di accessibilità universale, di cittadinanza democratica, di dialogo interculturale, di lifelong learning e di accessibilità. In questa direzione ci muoviamo da anni attraverso un'azione che è stata fondamentale, quella di avviare il processo di coordinamento dei servizi educativi statali e del loro agire in rete. Molto spesso ci siamo resi conto che i cittadini non conoscono l'esistenza di una rete attiva e coesa di servizi educativi che operano negli archivi, nelle biblioteche, nei musei e nelle sovrintendenze dello Stato italiano, a livello gratuito, verso tutte le categorie di pubblico, per realizzare progetti di educazione al patrimonio. La rete dei servizi educativi, una rete che comprende oggi circa tra archivi, biblioteche, musei, aree e parchi afferenti alle sovrintendenze stesse, più di 650 luoghi della cultura statali, in ciascuno dei quali, in circa 10 o 15 anni, il centro è riuscito a porre le basi affinché si attivassero aree, unità, servizi, quelli didattici, educativi, per le sovrintendenze, in particolare l'area educazione e ricerca, che è stata l'anello di congiungimento per poter abbracciare e porre in rete tutte le nostre valorialità. Nell'ultima edizione del nostro database nazionale, abbiamo un database all'interno del quale dal 2013, cioè da 10 anni, raccogliamo con metodicità tutti i progetti educativi messi in campo dai servizi educativi italiani. I progetti educativi nell'ultima edizione del 2022-2023 sono stati circa 1240-1250, diffusi in 17 regioni
regioni, diffusi verso 12 categorie di pubblico differenziate, diversificate, in più di 650 luoghi, lo abbiamo detto, che vanno a cogliere studenti, cittadini, comunità territoriali, digitali, comunità di eredità, comunità di paesaggio. Cerchiamo di indirizzarli verso tutti attraverso attività di catalogazione, di comunicazione e promozione, incontri, laboratori, corsi di aggiornamento e di formazione gratuiti per docenti, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tirocini e ovviamente anche visite guidate. Lavoriamo sull'educazione al patrimonio. Molto spesso ci chiediamo, anche ancora oggi con le colleghe, quando ci fermiamo un momento, ragioniamo su come meglio definire, quali siano i parametri con cui meglio definire, qualificare e rendere riconoscibile questo approccio al patrimonio, che non è una disciplina ma che ne contiene tantissime e che vuole essere un sistema, diciamo, di avvicinamento. Lavoriamo attraverso lo studio comparativo di modelli educativi, la messa a punto di strumenti di pianificazione, di valutazione delle attività, la sperimentazione di modelli di accessibilità e le azioni di networking tra le istituzioni. Un'educazione però al patrimonio nuova, che non sia diciamo semplicemente di tipo evocativo e didattico, e che soprattutto consideri il fatto che il patrimonio culturale non è più, può essere più considerato come una sommatoria di beni, ma è un patrimonio materiale, immateriale, digitale ed è paesaggio, è un patrimonio di prossimità per le comunità che lo hanno vicino e lo riconoscono come tale, è un patrimonio nazionale, europeo, mondiale, ed è un continuo sistema aperto in trasformazione. Tutto questo ci richiede un aggiornamento continuo, o almeno il tentativo di porre la nostra azione verso quello che è un patrimonio da intendere come bene comune, per il quale ci impegniamo all'interno di un'azione pubblica, civile, a rispettare le emergenze e a contribuire alla sua continua attualizzazione. Questo è il nostro lavoro. Nell'ambito di questo lavoro, ed arriviamo al progetto odierno, abbiamo avuto l'anno scorso l'opportunità di realizzare una collaborazione tra la Direzione Generale e Rai Cultura ed Educational. Il progetto è stato promosso all'interno del Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero e è stato dedicato dall'allora nostro direttore generale, oggi segretario generale, il dottor Mario Turetta, completamente all'educazione al patrimonio. Quindi abbiamo avuto l'opportunità di avere un mezzo comune, le case di tutti, la RAI e le sue missioni, per veicolare un tipo di lavoro che molto spesso non veniva rappresentato adeguatamente all'interno talvolta anche di trasmissioni che potevano avere ovviamente come focus le collezioni o gli stessi complessi monumentali, le stesse aree archeologiche. Un lavoro, diciamo, quasi da dietro le quinte, ma un lavoro quotidiano che in realtà è una prima linea. E l'operazione veramente complessa, credo che Elisabetta Borgia e Susanna Corto, che sono in ascolto, possano condividere, è stata quella di scegliere. Scegliere comporta anche la scelta, comporta responsabilità, e arrivare da 1240 progetti a sceglierne uno per regione che fosse rappresentativo dell'attività di tutti e della vocazione anche di ogni regione, è stata veramente una cosa molto molto complessa.
abbiamo impiegato quasi un anno, una serie di parametri molto rigorosa per arrivare a questa scelta e abbiamo potuto concludere il tutto in 4 puntate, abbiamo concordato 4 appuntamenti con la RAI dedicati alla memoria, alla scoperta, all'avventura e all'incontro e abbiamo chiamato i servizi educativi prescelti a coinvolgere le loro comunità scolastiche, le loro comunità territoriali per rappresentare ai cittadini italiani che cosa si fa nello Stato per proteggere, far conoscere e far partecipare al patrimonio comune. Diciamo che su questo intento, le 4 puntate che abbiamo organizzato e i 4 temi che abbiamo scelto richiedono sicuramente almeno una chiamata di tutti gli istituti. Quella che Umberto Eco chiamava la vertigine della lista e che in una celebre conferenza del 2009 al Louvre postulò la differenza tra forma e lista, evento, la vertigine di chiamare le cose o gli istituti per nome. Abbiamo avuto una prima puntata, forse l'avrete vista, non lo so, la prima è del 18 settembre scorso, quella dedicata alla memoria, prevedeva il Museo Nazionale Romano, le Terme di Diocleziano, Roma, l'Archivio di Stato di Prato, il Castello Piccolomini, Collezione Torlonia e il Museo d'Arte Sacra della Marsica e i Musei Reali di Torino. Questa è la terza puntata. Ha avuto Genova, i Musei Nazionali, il Palazzo Reale e in particolare il Palazzo Spinola, l'Archivio di Stato di Perugia, la sezione distaccata di Spoleto, il Museo Sannitico di Campobasso, la Galleria Nazionale della Puglia, Girolamo, Levanna e Conto. La quarta puntata, che ancora è in corso di elaborazione, avrà la Direzione Regionale Musei Lombardia e la Biblioteca Nazionale di Potenza, ancora è in corso di costruzione, e la seconda puntata, quella dedicata alla scoperta, avrà il Museo e il Parco Archeologico di Lodi e Pizzecchi, la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, la Galleria Nazionale Palazzo Vitale in Urbino delle Marche e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Udine. In questa puntata, per questo progetto di cui parlerà ovviamente con maggiore attenzione Morena Mangresia, la Direzione Regionale la Direzione Educazione e Ricerca intende in particolare ringraziare il Polo Liceale Dante Alighieri di Gorizia, Liceo Scientifico Luca degli Abruzzi e Liceo Socio-Economico, il Liceo Classico Statale Jacopo Stellini di Udine, l'Educandato Statale Collegio Cellis di Udine, il Liceo Classico Europeo, il Liceo Scientifico Internazionale Cinese e il Liceo Scienze Umane, la Biblioteca Civica Vincenzo Riotti di Udine, l'Associazione Refugee Amic School e la proprietà e la collaborazione della Chiesa di San Giovanni di Gerusalemme a San Tommaso di Maiano. Con questa puntata abbiamo voluto pensare a che cos'era la scoperta. La scoperta l'abbiamo messa in collegamento all'asse trasversale innovazione e creatività. Scoprire significa poter innovare, poter creare. La puntata ha visto sicuramente la scoperta e il recupero archeologico del museo e del parco archeologico di Lodi e Pizzecchi, ha visto la conoscenza di una tecnica artistica come quella della Galleria Nazionale del Marte, del Palazzo d'Italia di Urbino, ha visto la conoscenza delle tecniche di legatura della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e ha visto la molteplicità degli sguardi delle persone che provengono da altre culture e da altri paesi, che cosa può produrre, quanto possa costituire una ricchezza e offrire una lettura inconsueta del nostro paesaggio culturale. La Soprintendenza in particolare è chiamata
e con questo chiudo, a rappresentare, a rendere vivi i paesaggi culturali, i paesaggi nei quali la natura porta i segni dell'opera dell'uomo, ne racconta la storia e si carica di memorie e di significati. Un ringraziamento particolare a tutta la comunità che ci ha aiutato a rappresentare quello in cui crediamo e per cui lavoriamo da anni. Grazie mille Marina, alla dottoressa Marina Liberardo, grazie per averci scelto, grazie per aver scelto questo progetto, per averci dato questa possibilità del vostro interesse, del vostro impegno quotidiano su queste tematiche. Ci dispiace che oggi non hai potuto essere qui con noi, però lo sei con tutta la tua partecipazione. Assolutamente. Grazie ancora. Rimani collegata e dopo sarà un piacere di fare un altro intervento, ti saremo grati. Passo la parola adesso alla dottoressa Anna Maria Di Castro, che già era referente per l'area educazione e ricerca della sovrintendenza dopo lo scorso periodo in cui abbiamo svolto questo progetto. Prego. Grazie, buonasera a tutti e io mi rivolgerò principalmente ai protagonisti di questo evento, però ovviamente è un discorso estensibile a tutti. Quindi benvenute ragazze e ragazzi e grazie di essere qui stasera. Siamo al momento della restituzione come a scuola, anzi alla festa dopo l'esame finale. Festeggiamo perché abbiamo attuato e sperimentato insieme l'interrelazione attraverso la comprensione più profonda di che cosa significa patrimonio culturale. Noi sappiamo che il patrimonio culturale è composto dai beni culturali, che sono le testimonianze aventi valore di civiltà, e dei beni paesaggistici, ossia il territorio espressivo di identità. Dunque la tutela statale è rivolta ai concetti di civiltà e identità, entrambi portatori di cultura. Non c'è educazione al patrimonio culturale se non c'è comunicazione, intesa come dialogo a due vie. Voi con le vostre esperienze e i vostri punti di vista ci avete arricchiti e noi forse siamo riusciti a dare un nome al bisogno sociale che tutti noi abbiamo di avere memoria, di comprendere il passato e i luoghi in cui ci troviamo e a cui da tanto o da poco apparteniamo, di riconoscerci in essi e da cui partire per costruire una nuova civiltà, quella in cui vogliamo vivere. Vi faccio una breve parentesi. Io l'altra sera ho partecipato come funzionario storico dell'arte a un evento per conto della sovrintendenza e sono stata presentata come una non friulana, come una non nativa del Friuli. Questa presentazione ovviamente è interpretabile in mille modi. Io l'ho voluta interpretare come una persona che può offrire un punto di vista nuovo nel territorio in cui ha scelto di creare un progetto di vita. La sovrintendenza si occupa della protezione e della valorizzazione del patrimonio culturale, sia attraverso lo strumento della tutela, e per tutela si intende cura, protezione, non privazione, sia attraverso l'educazione al patrimonio, come diritto che ogni persona possiede e da cui nasce la coscienza civica. Grazie all'area dedicata all'educazione e alla ricerca, la sovrintendenza ha attivato i percorsi per le competenze trasversali, che permettono di trasmettere al mondo della scuola quali sono le competenze, le professionalità, le attività del nostro istituto e promuove iniziative e progetti che diffondono la conoscenza del patrimonio come eredità inclusiva. Esempio di questo è il progetto di cui siete protagonisti. Un bene culturale è un bene pubblico e dunque di tutti. Per questo motivo è il plus valore sociale che deve essere valorizzato, permettendo anche al patrimonio culturale di crescere di pari passo con la società a cui appartiene, modificarsi e adattarsi alle esigenze a cui è chiamato ad assolvere, continuando a testimoniare il suo status di portatore di civiltà.
Civiltà vuol dire integrazione, solidarietà, comprensione, lezione che abbiamo interiorizzato ed esperito insieme. Quando si parla di beni culturali si parla tanto di accessibilità fisica, di rimozione delle barriere architettoniche, ma spesso ci dimentichiamo che è fondamentale attivare un altro tipo di accessibilità e abbattere un altro tipo di barriere, quelle mentali. E voi le avete abbattute, per cui io vi ringrazio. Grazie. E adesso, mentre inizieranno a scorrere alcune immagini, vi vorrei raccontare quello che è un percorso complesso e quindi raccontarvi quello che è il progetto E adesso sono qui, di cui nel video realizzato per la RAI vedremo una sintesi, perché questo è un progetto che è iniziato circa 1 anno e mezzo fa. Ma prima cosa vorrei ringraziare tutti di essere qui a condividere la gratificazione per questo riconoscimento, che è un riconoscimento per un lavoro svolto negli scorsi anni, non solo su questo specifico progetto. E sono felice di vedere qui oggi pomeriggio tanti visi conosciuti, perché dobbiamo essere soddisfatti di un lavoro che è stato un lavoro corale, di una comunità, di una e di tante collaborazioni e relazioni cresciute nel tempo. Quello che esce infatti da questo cortometraggio, che vedremo, non è questo, dopo, adesso sono tutti i lavori realizzati, e qui c'è Waid che ho visto arrivare, che ha raccontato Piazza Libertà lo scorso anno. Quello che esce poi dal documentario fatto dalla RAI è una Udine, è un Friuli intero, bello, luminoso ed esemplare, che parla di pace e di accoglienza, dove il patrimonio culturale diventa il tramite, il testo e il pretesto per scoprire la bellezza della storia e riconoscerne in quella storia, in quei luoghi che sempre ci accompagnano e sono riferimento per la nostra vita, per la nostra quotidianità. Ci accompagnano per costruire ciò che siamo, la nostra identità, possano continuare a rendere attuali i loro valori storici, artistici, valori di civiltà, come diceva Anna Maria, come abbiamo visto, come dice il nostro codice dei beni culturali, e proprio come queste esperienze, questi valori, possano diventare attuali e accompagnarci nel riflettere su alcuni dei temi più stringenti dell'attualità: l'immigrazione, l'accoglienza e le guerre. Grazie a tutti, perché nel nostro piccolo questo grande risultato sia una luce e un sorriso. Basta vedere i ragazzi, adesso sono un po' agitati, emozionati, bellissimi, che sono proprio una bella possibilità di speranza. Ma non voglio anticipare altro e in sintesi vorrei raccontarvi il progetto Adesso sono qui che sta scorrendo. Infatti per le giornate europee del patrimonio 2022 abbiamo organizzato qui in Soprintendenza un'attività che avesse lo scopo di valorizzare il nostro patrimonio culturale, approfondendo il tema del diritto alla cultura come partecipazione, e questa come esperienza fondante della democrazia. E partendo, oltre che dalla Costituzione, anche dalla Convenzione di Faro, abbiamo provato a sviluppare una riflessione sulle specificità locali e personali che vanno ad arricchire il panorama multiculturale fondante dell'Unione Europea, rafforzando il senso di appartenenza ad uno spazio comune europeo. I disegni, le fotografie, i racconti, i video, i cortometraggi che sono stati realizzati, che in parte che vedete ancora esposti su questa parete, che potete trovare integralmente sul nostro sito internet, raccontano di un Friuli Venezia Giulia inedito, raccontato con gli occhi di chi ha iniziato la propria vita al di fuori dei confini nazionali, ma che adesso vive qui. I protagonisti dell'iniziativa sono infatti residenti o attualmente soggiornanti in Friuli Venezia Giulia di origine straniera, nascita o scolarizzazione al di fuori dei confini italiani, che hanno aderito ad un bando pubblico libero da noi proposto a maggio del 2022. Sono stati poi accompagnati nello svolgimento di questo progetto, realizzando quindi un elaborato creativo che significativamente rappresentasse il modo in cui oggi, le traiettorie delle loro vite si intrecciano con il patrimonio culturale della regione. Gli è stato chiesto di raccontare il loro incontro con
con il territorio, il paesaggio, le strade, le piazze e i dettagli che li hanno accolti e in cui oggi si identificano e si riconoscono. E partendo proprio dallo studio del patrimonio culturale del Friuli, da sempre crocevia di popoli e culture, di conquiste, passaggi, sin dall'antichità, permeabile terra di confine tra il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, dove l'incontro delle culture ha dato la possibilità di sviluppare il potenziale creativo della complessità dell'incontro e delle relazioni. E questo si è sempre rivelato un progresso e un arricchimento, ma anche una terra di battaglie, una terra di confini serrate, di guerra, che l'hanno reso per molti periodi anche una terra marginale. Terra di grande immigrazione in passato e attualmente di immigrazione. Infatti il confine di arrivo per chi arriva seguendo il proprio sogno migratorio verso l'Europa, quindi verso la pace e la democrazia, attraverso la Balkan Route. E se il concetto di patrimonio culturale si sviluppa, come è stato detto nella nostra magnifica Costituzione, dall'articolo 9, quindi sulla tutela e la promozione del patrimonio storico-artistico, anche l'articolo 3, tra i fondamentali della Costituzione, ribadisce quanto sia importante il rimuovere tutte quelle che sono gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, per dare a tutti pari dignità sociale. Ed è per questo che negli ultimi anni alcuni di questi progetti di educazione, oltre a valorizzare e far conoscere la ricchezza e la bellezza dei paesaggi, delle piazze, dei monumenti, ma anche dei beni culturali non sempre più conosciuti, ha voluto sensibilizzare tutto il pubblico per favorire una cittadinanza attiva e consapevole. E l'iniziativa, come questa, ha coinvolto tante e svariate realtà regionali che hanno voluto partecipare, cambiando quello che è il paradigma che vede cittadini stranieri o con difficoltà di integrazione come fruitori passivi della cultura. Anzi, in questo caso sono diventati loro i protagonisti con le loro competenze, la loro sensibilità e il loro entusiasmo. I partecipanti di questa prima fase hanno dai 15 agli 80 anni, arrivano da 4 continenti, Europa, Asia, Nord Africa, Sud America, eterogenei nei loro profili socioculturali e generazionali, oltre che per la geografia della loro provenienza. Ed è proprio questa la ricchezza, ma anche la difficoltà di questo progetto, aver coinvolto così tante persone distanti tra loro. Tutti si sono impegnati nella costruzione di nuovi significati attribuiti ai beni culturali, attraverso ricerche espressive, potenziando le competenze artistiche, narrative e tecniche di ognuno di loro. Beni culturali, ricordi e esperienze che fanno parte delle loro quotidianità, ma anche della quotidianità di tutti noi. E ci siamo trovati anche in questo progetto noi, proprio come soprintendenza, con la nostra sede principale di Palazzo Economo, a Trieste, all'interno del Borgo Teresiano, palazzo nobiliare su Piazza Libertà, edificata su committenza di un mercante, Giovanni Economo, nel 1891, di origini greche, che con la costruzione di questo prestigioso edificio ha voluto consacrare la sua posizione sociale ed economica nella città. E a raccontarci questa parte di Trieste è appunto Thanassis, un greco che vive qui da 40 anni e che ci racconta con la dualità di chi sarà sempre qui un greco e quando torna a casa una persona diversa da quella che è partita, infatti lo chiamano in italiano. Tutte queste infatti sono narrazioni per noi inconsuete del patrimonio, che ne risulta arricchito dalla vita di chi ce lo racconta, di chi lo ha osservato con il proprio bagaglio culturale, con i sensi e la sensibilità, e lo ha trasformato in scambio, commento e discorso. Tutti si sono ritrovati a narrare qualcosa di sé, riflessioni intime e personali che ci hanno regalato con fiducia, storie singole da ascoltare con cura e sensibilità da analizzare e su cui riflettere, ci danno la misura della complessità dell'insieme, ma nonostante ciò rimangono uniche e non vanno certo generalizzate. Partendo da questi lavori abbiamo provato a capire che cosa ci racconta il patrimonio culturale a noi oggi
E seppur limitata questa iniziativa, piccolissima, vuol dar voce a chi vuole essere protagonista e partecipe della vita del luogo in cui vive, comprendendolo e provando a lasciarne traccia, memoria ed eredità. Diventare parte quindi della comunità di eredità, dove ogni singolo poi manufatto, spazio urbano e paesaggistico che noi come soprintendenza tuteliamo e lavoriamo tanto per tutelare e preservare nelle sue caratteristiche materiali di unicità e nella capacità di raccontarci queste tracce di civiltà, affinché possa mantenere la potenzialità di comunicare a chi guarda, a chi la conosce, a chi la fruisce, a dare meraviglia, emozione, attivare pensieri, idee e accendere quella che Cesare Brande definisce epifania. Epifanie, meraviglie, emozioni, attivare pensieri e idee che costruiscono la nostra identità. Perché il patrimonio culturale, essendo di per sé significante per un luogo, per un periodo storico, diventa di per sé significante per ognuno di noi, perché ci ricorda un momento della nostra vita, della nostra infanzia, del percorso di studi o l'approdo alla realizzazione di un progetto di vita. Dove i luoghi, la loro aura, rimangono fermi, gli spazi e i ricordi si legano agli elementi del patrimonio culturale e permangono nel tempo, avendo la capacità di riaccendere le nostre personali epifanie. E in quella che è definita da Bauman la modernità liquida, quindi un'epoca di frammentazione dei legami sociali, la notevolezza, l'incertezza e anche dell'identità di ognuno, si costruisce in modo complesso e aperto. Ed è proprio qui che i beni culturali rimangono fermi come punti nodali, con i loro significati storici, con le emozioni con cui noi rendiamo attuali i loro significati. E rappresentano punti fermi anche per chi parte, per chi ritorna, come ad esempio abbiamo tutti i lavori anche per i nipoti dei migranti friulani di seconda, di terza generazione. L'orizzonte educativo infatti di questo progetto è proprio quello di cercare un punto di partenza per riconoscere nel patrimonio precisi elementi narrativi delle singole identità e dai singoli elementi guardare un po' più lontano, con uno sguardo più ampio, ad un'identità collettiva, ad un orizzonte che non è quello friulano, ma è quello italiano, europeo, guardare ad un'Europa di popoli e di culture basate sulla pacifica convivenza. Il termine identità, infatti, difficilissimo da trattare, conduce poi il nostro sguardo dal plurale al singolare. E dove un'identità collettiva che racconta il luogo in cui viviamo, spesso però è molto difficile parlare di un'identità di chi abbiamo di fronte, di un soggetto umano. Non si esaurisce nella sua condizione fisica, nella differenza di genere, nella disabilità, nel colore della pelle, nel suo stato sociale, giovane, anziano, sposato, disoccupato, nel suo ruolo, nella sua esperienza di vita, come può essere ad esempio la migrazione. L'identità personale, per come viene incontrata e per come viene autopercepita, è costituita da tante, molteplici sfumature che cambiano, si evolvono, ricche di complessità a cui questo progetto ha provato a dare voce, sperando che sia un dono, ovvero la possibilità di poter ascoltare sentendosi permeabili alla storia altrui, avvicinandosi empaticamente ed emozionandosi. Spesso si può comprendere qualcosa di sé solamente nell'incontro con l'altro, soprattutto provando a mettersi nei panni degli altri. Una filosofa americana, Martha Nussbaum, ha infatti approfondito nel suo testo Coltivare l'umanità quello che definisce come requisito fondamentale in termini di cittadinanza, ovvero l'immaginazione narrativa, la capacità di immaginarsi nei panni di un'altra persona, cercando di intuire le sue emozioni, i suoi desideri e le sue speranze. E l'auspicio è proprio che questo lavoro sia valorizzato come risorsa preziosa in termini di persone e di conoscenza di opere, dalle comunità e dalle amministrazioni locali, contribuendo inoltre alla costruzione di quello che viene definito il welfare generativo, ovvero quando le azioni e le scelte educative e sociali hanno la possibilità di innescare circuiti virtuosi, quindi servizi che a volte negli enti vengono considerati assistenziali, dove la persona beneficiaria non sia semplicemente un fruitore,
ma possa diventare, in base alle sue possibilità, generatore di nuovo welfare, costruzione di reti, fare reti, costruzione di comunità senza lasciare nessuno indietro. Ed è per questo che nell'anno scolastico 2022-23 il progetto è stato declinato nelle scuole come PCTO, progetti per le competenze trasversali e orientamento. E diversi sono stati gli istituti superiori della regione che hanno aderito alla nostra offerta formativa. I ragazzi sono interpreti del loro tempo, con le possibilità comunicative date dalla realizzazione di brevi video e cortometraggi, che qui vedete sintetizzati e ridotti anche nei tempi per potervi presentare tutti. Hanno dato voce e si sono messi nei panni per raccontare le storie di tante persone di origini straniere che attualmente vivono in Friuli Venezia Giulia. Le ragazze e i ragazzi, bravissimi, dei licei hanno raccontato, intervistandoli con curiosità e sensibilità, hanno dato voce alle persone che fanno parte della quotidianità di tutti noi, dall'infermiera di origini rumene, il seminarista nigeriano, l'architetto argentino, la ragazza albanese, l'anziana testimone dei più importanti avvenimenti politici del XX secolo, la compagna di classe, la collega della mamma e la vicina di casa. Questo progetto rende tangibile e dà significato anche alla parola straniero e a quelli che sono i temi, e oltre ai temi generali dell'educazione al patrimonio, perché ci fa conoscere vari singoli elementi, singole opere, spazi urbani che come sovrintendenza tuteliamo appunto, ma con concretezza mette in pratica quella che è l'educazione alla cittadinanza. Con immediatezza ci aiuta ad approfondire proprio quella che è la Convenzione di Faro, la Convenzione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2005 è diventata legge ratificata dall'Italia nel 2020, che riconosce il patrimonio culturale come strettamente correlato ai diritti umani e alla democrazia, promuovendo una comprensione più ampia e condivisa da parte delle comunità e della società civile, riconoscendo che gli oggetti e i luoghi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano. Ci parla del diritto alla cultura e lo definisce il patrimonio culturale in stretta correlazione con i diritti umani e la democrazia. E questo progetto infatti racconta un piccolo spaccato sommario di una piccola regione, il Friuli, in questa grande Europa multiculturale, ma in cui i ragazzi hanno voluto lasciare traccia, memoria e eredità, appunto, parola importante della Convenzione di Faro. I ragazzi si sono messi in gioco, hanno sperimentato le loro competenze trasversali, le loro life skill, con esperienze che hanno allargato i loro orizzonti, esperienze che possono aprire al pensiero critico, all'altro, alla conoscenza e alla comprensione dell'alterità. E questi meravigliosi ragazzi ci hanno sorpreso per la loro bellezza, luminosità e la profondità dei loro pensieri. E questo credo che sia il risultato più bello per qualsiasi progetto educativo. Questo è il progetto in sintesi, potete vedere tutti questi video e tutti questi materiali sul nostro sito. E adesso possiamo vedere il video. Allora, adesso finalmente vediamo questo video che ha rappresentato la RAI. Sappiate che Marina è ancora in onda. Sappiate, la puntata completa, dopo vi darò tutte le indicazioni, è disponibile sempre su Rai Play, collegandosi, e rimarrà sempre a disposizione. Dura 35 minuti, in cui sono rappresentati 4, come ha presentato prima la dottoressa Di Berardo, 4 servizi educativi nazionali. Stasera, adesso, dopo, magari la metteremo qui a disposizione per rivederla tutta, ma visto che è già stata un po' lunga, abbiamo pensato di farvi vedere solo la parte dedicata alla sovrintendenza. Bene, prego, buona visione. Intanto ringrazio chi è qui, dei partecipanti della prima, parte dei lavori, questa che è stata fatta con il bando pubblico, a cui hanno partecipato gli stranieri, e se non sbaglio ho visto che c'è Mohamed Ouaïd Abbassi che ha raccontato Piazza Libertà, c'è qui Nabil
Bugrein, che vedremo anche nel video, che ci ha raccontato Transizione del sentimento tra passato e presente, raccontando l'ospedale di Maiano. Se non sbaglio c'era Majda, la mediatrice culturale della Codes, che aveva seguito la famiglia Dall'Acchi, che adesso è in accoglienza a Napoli. C'è Veronica Laura Garcia, che ci ha raccontato la biblioteca di Udine, in cui abbiamo realizzato anche molte riprese. C'è Amar Hassan, credo, no, non c'è. E c'è Giorgina Moser Barbacetto, che ringrazio della presenza. Scoprire il patrimonio culturale significa riconnettersi con la ricchezza della storia e dei suoi protagonisti, con sapienze antiche tramandate nel tempo e con quelle trasformazioni che hanno plasmato un territorio. Ecco, tagliamo queste parti che vi invito, insomma, i progetti educativi, vedete, della Biblioteca Marciana di Venezia. Ciao ragazzi, benvenuti, entrate. Questo è Palazzo Clabassi, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. E oggi voglio raccontarvi il progetto E adesso sono qui. Abbiamo invitato stranieri nati o cresciuti all'estero ma che adesso vivono qui a raccontare un dettaglio del patrimonio culturale che potesse rappresentare nella traiettoria della loro vita il loro essere qui adesso, la loro identità. Questa qui che scrittura è? Questo è Dari, l'antica lingua persiana. Ma è il Teatro Arrigoni, è a San Vito, vicino a casa mia. Sì, e ce l'ha raccontato uno scrittore che viene dall'Afghanistan. La bellezza e la ricchezza di questo progetto è proprio la grande diversità dei partecipanti che ci hanno raccontato in modo inedito, inconsueto, il patrimonio che siamo abituati a guardare e a conoscere sempre. Guarda che bel dipinto! Una signora di 80 anni, ritornata nel suo paese d'origine, la Carnia, racconta al nipote svizzero le sue origini e lo fa attraverso i costumi, le tradizioni, gli usi, le leggende. Sì, infatti il Friuli negli scorsi secoli è stata una terra di grande emigrazione, da qui partivano per il mondo, ma adesso le strade sono cambiate e per raggiungere l'Europa il Friuli è la porta d'accesso per chi vuole realizzare il proprio sogno migratorio e arriva dalla rotta balcanica. Ma questo ponte io lo conosco, è il ponte del Diavolo di Cividale Sì. del Friuli. Io ci passo spessissimo, offre un panorama mozzafiato. Sono felice di leggere che ha affascinato anche un gruppo di minori stranieri non accompagnati. Loro stessi si definiscono un ponte tra culture difficile da attraversare. Sì, infatti abbiamo un ponte tra il passato e il futuro, accomunato dalla stessa identica parola, speranza. E adesso ragazzi tocca a voi intervistare degli stranieri, dargli voce mettendovi nei loro panni e con sensibilità ed empatia raccontare le loro storie. Questa è la Refugees Public School, è una scuola di italiano per stranieri gestita da volontari. E queste ragazze possono rispondere alle vostre domande. Prego. Buongiorno, noi siamo da Ucraina, io sono Giulia, mia città Kryvyi Rog. Io sono Giulia, vengo da Kharkiv.
Ciao, noi siamo degli studenti, stiamo facendo questo progetto Adesso siamo qui in collaborazione con la Soprintendenza di Udine e volevamo farvi qualche domanda riguardante se avete qualche bene culturale del vostro paese a cui siete più legate o che vi è piaciuto di più. Nel nostro paese però non ci sono i castelli come in Italia, però noi abbiamo tante chiese di antica molto bellissime. Invece, a quale monumento di Udine vi sentite più legato? Insomma, quale monumento vi piace di più? Castello di Udine. Per quale motivo l'avete scelto? Io ho la passione per castelli e per luoghi antichi, che hanno una storia antica come questo palazzo, è il più famoso della città ed è pieno di storia e bellezza. A me invece piace salire dalla piazza lassù e quando si apre questo bellissimo panorama si vede tutta la città fino alle montagne. Mi piace guardare questi stormi di colombi bianchi, così lassù tu senti proprio libero come un uccello. Scusami, posso fare qualche domanda anche a te? Magari se puoi dirci chi sei, da dove vieni, magari se anche tu hai un posto che rappresenta il tuo essere in Italia adesso. Mi chiamo Nabil Bougrin, sono nato in Marocco e sono arrivato in Italia un anno fa. E il posto che mi piace di più è l'ospedale di San Tommaso di Maiano. Questo ospedale di San Tommaso di Maiano è stato il primo luogo in cui mi sono sentito accolto senza pregiudizi. Vediamo. E vedete questi mura antichi? Ci raccontano di tutto il tempo che è passato e quando tocchiamo possiamo sentire tutte le persone che sono state qui. Io sono un artista e disegno ciò che sento. Nel tuo disegno c'è sia il passato che il futuro, ma secondo te l'arte è universale, ci unisce tutti? E io sono musulmano e l'Islam mi insegna di rispettare tutte le religioni. Condividere il rispetto per questa chiesa che accoglieva tutti i viaggiatori. Tutti noi siamo in viaggio. In questo luogo c'è amore, tolleranza e pace. Adesso dobbiamo studiare e approfondire i luoghi che abbiamo conosciuto. In biblioteca c'è una pergamena antica che parla proprio di questo ospedale. Andiamo a vederla. Venendo qua in biblioteca abbiamo scoperto l'esistenza di questa antica pergamena del Portis del 1199. Parla dell'ospedale di Maiano, struttura ancora attiva per l'accoglienza. Qui confluivano strade che partivano sia dall'Europa che dal vicino Oriente. L'ospedale di Maiano è uno dei migliaia che sono stati costruiti durante il Medioevo, è uno degli ultimi superstiti ed è una struttura ancora attiva. Il Friuli Venezia Giulia da sempre è stato un crocevia di popoli e culture. Qui c'era il passaggio che univa l'Adriatico all'Europa centro-orientale. Ma in altri tempi è stato anche scenario di guerre, di battaglie, di conquiste, di confini, di chiusure nette che hanno determinato sofferenza e marginalità, come ad esempio il confine che divideva a Gorizia Piazza della Transalpina, ma che adesso che è aperto, è un importante simbolo per un'Europa di pace e di libertà. Io mi medesimo in questa piazza tagliata a metà, sono bilingue, appartengo alla comunità slovena e parlo l'italiano e lo sloveno. E con questa concezione ho capito e ho studiato che la sua storia è uguale alla mia storia, della mia comunità e anche della mia famiglia. È proprio questa l'Europa che vogliamo noi giovani, ovvero l'Europa dei popoli, dove il diritto alla cultura è fondamentale ed è alla base della democrazia. Ed è di questo che tratta la Convenzione di Faro ed è questa l'Europa di cui noi oggi ci sentiamo cittadini. Ho scoperto beni culturali e monumenti vicino a me che prima non conoscevo. Insieme abbiamo dato voce a storie di speranza e di bellezza.
Per me è stata la scoperta di uno sguardo inaspettato sui beni culturali. E adesso noi siamo qui! Ciao! E adesso, come primi, voglio ringraziare Nabil Boukrein, Giulia Provincia, e Giulia Semenko. E i ragazzi, che come ci hai detto benissimo Nabil nel video, quando dice tutti noi siamo in viaggio, dei 10 ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione di questo video, 2 adesso stanno già studiando, non ci sono perché stanno studiando all'estero. Ma li nominiamo: Angelica Bortolossi, che è in Grecia, Sofia Calabrese, che c'è, Sara Conoscitore, Angelica Federico, Marianna Frutta, che è in Olanda, Benedetta Ianeri, bravissima, Mozart Tomic, Stiuria, che mancherà oggi, e Aldo Tarantino. Bravissimi ragazzi. E adesso velocemente vorrei ringraziare, perché come vi dicevo questo è un progetto corale che ha impegnato tante persone. È un video breve, però in tanti hanno contribuito nel tempo. Vorrei ringraziare un po' tutti e vi chiedo dopo se potete, chi vuole dire una parola e intervenire, lo facciamo poi alla fine. Adesso cominciamo a ringraziare, va bene? Il polo liceale Dante Alighieri di Gorizia, in particolare la dirigente scolastica, la dottoressa Giovanna Petitti, e la docente di storia dell'arte Emanuela Rossi, coordinatrice dei PCTO, e tutti i ragazzi. Qui troviamo anche i titoli dei progetti che avevano fatto, li troverete anche sul sito. L'educandato statale Collegio Uccellis, in particolare la dirigente scolastica Anna Maria Zilli, la docente di storia dell'arte Amelia Trereani, che oggi è qui. Il liceo classico statale Jacopo Stellini, il dirigente scolastico Luca Gervasutti, la vicepreside Antonella Rotolo e la docente di storia dell'arte Roberta Costantini, fondamentale in tutte le attività che realizziamo. Con cui abbiamo svolto sia i percorsi per le competenze trasversali dell'orientamento che anche tutti i progetti all'interno del piano delle arti. Poi abbiamo la biblioteca civica Vincenzo Ioppi di Udine, e abbiamo avuto prima, saluto la partecipazione dell'assessore alla cultura Francesco Pironi, ma i referenti in particolare poi i referenti della sezione manoscritti e rari, la direttrice Cristina Marsili, la responsabile Federica Bellini, ma soprattutto Elisa Nervi e Marco Pissa, che come ci hanno messo a disposizione la stanza, i libri, avete visto nel video. Un saluto particolare va poi, e un grande grazie, alla Refugees Public School di Ospiti in Arrivo. È stata una scelta importante anche quella di uscire all'interno di tutto il progetto di Officina Patrimonio da quelli che sono i luoghi della cultura classici, conosciuti del Ministero, e realizzare le riprese a Miscappa. Ma l'aura proprio di questo luogo, di questo presidio importante sociale e culturale,
di questo luogo di accoglienza che vede l'impegno di così tanti volontari è una ricchezza per tutta la città e la comunità, ed è un grande lavoro anche quello che stanno facendo al parco adiacente al circolo, che vediamo nella scena finale del video. E comincio a ringraziare Francesco Rosataro, presidente, Esther Del Terra, referente della Refugees Public School, Gabriella Casars e Silvia Turello. Poi per la Fondazione Terre des Hommes Italia abbiamo Paola Tricogna, referente dell'equipe locale, e Nicola Sperandio, responsabile delle attività psicosociali. Per il circolo Arci di Scappa, Gianni Freivani, presidente, Antonella Fiore, referente, Ornella Ludi e Alice Buosi. Poi c'è l'ospitale. E perdonatemi se ho dimenticato qualcuno, io ho cercato di non dimenticare nessuno, ma perdonatemi. Poi abbiamo l'ospitale di San Giovanni in Gerusalemme a San Tommaso di Maiano. Grande lavoro dopo il restauro, dopo la riscoperta dei cammini, delle strade che anticamente univano l'Oriente e l'Occidente. E anche lo studio recentemente pubblicato sul cammino di San Martino è un bellissimo, con i suoi bellissimi riferimenti iconografici che legano ad esempio i mosaici aquileiesi con quelli di Gerusalemme, e dove i modelli stilistici e iconografici viaggiavano lungo le strade assieme alle persone, alle idee e alle culture, attraversando tutta l'Europa. E non solo, infatti. Ed è bellissima questa rivalutazione in questi termini dell'ospitale. E cominciamo a ringraziare il Comune di Maiano, Elisa Giulia Di Sabata, il sindaco, la parrocchia di San Tommaso Apostolo, con Don Darius Budaici, il parroco, Flavio Dalloga, il sacrestano, e Angela Casassola della parrocchia, e l'associazione Amici dell'Ospitale, Mariangela Spitalieri, presidente, Marino Del Piccolo, Luciano Zucchiatti, Cristina Noacco, per dirne solo qualcuno. E poi c'è anche l'impegno di tutta la sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, e comincio a ringraziare il nostro sovrintendente Andrea Pessina, che oggi è qua, ma anche la nostra sovrintendente Simonetta Bonomi, è andata in pensione lo scorso mese di marzo, che ha dato la possibilità proprio di svolgere tutti questi progetti. E poi comincio con tutti i carissimi colleghi che hanno collaborato a realizzare la giornata di oggi, ma anche la giornata europea del paesaggio del patrimonio dell'anno scorso: Paola Bottana, Gabriele Botti, Roberta Puttini, Morena Daronco, Elisabetta Francescutti, Vincenzo Giampaolo, Giorgia Tosina, Anna Maria Nicastro, Mirko Pellegrini, Paola Piasentina e Marina Sussa. Poi oggi abbiamo anche Gemma Tolfo, che sta svolgendo il suo tirocinio dell'Università degli Studi di Udine, e Simonetta Sciacca per l'assistenza e per la grafica nell'allestimento espositivo. E un grande grazie a Morena Maresi. E adesso vorrei dare la parola in primis ai ragazzi e a tutti voi, se volete fare un intervento è benvenuto. Prima di salutarci scendiamo un attimo su per festeggiare anche insieme. Sofia. Buonasera a tutti, sono Sofia Calabrese del Liceo Classico Jacopo Stellini di Udine. Anch'io ho partecipato a questo progetto e devo dire che una delle difficoltà più grandi è stata sicuramente trovare le persone da intervistare, perché pregiudizi, diffidenza, non
si sa, fatto sta che queste persone non si riuscivano a trovare. Poi siamo andate alla scuola di italiano per stranieri, un ambiente caloroso, colorato, dove siamo state accolte veramente come a casa, e abbiamo incontrato 3 ragazze ucraine che subito si sono proposte per questo progetto. 2 hanno deciso di descriverci il castello di Udine, quindi il simbolo della nostra città, mentre un'altra ragazza ha voluto legare un suo ricordo personale scegliendo appunto il santuario di Castelmonte, che era appunto il primo posto che è arrivata che ha visitato una volta arrivata qui in Friuli. Ecco, allora vorrei essere breve, questa esperienza mi ha dato tantissimo. Da una parte ho visto i monumenti della mia città con occhi totalmente diversi, ne ho colto particolari addirittura nuovi, ma dall'altra ho conosciuto 3 persone speciali, 3 storie speciali che mi hanno davvero tanto arricchito. Quindi 2 di loro tra l'altro sono venute qui proprio per sfuggire alla guerra in Ucraina, quindi eravamo molto diverse ma accomunate da un'unica cosa, che era l'arte, che riesce inevitabilmente a sorpassare tutti i confini linguistici, culturali, le barriere appunto linguistiche e culturali, e che parla sempre e solo di pace. Ecco, grazie mille a tutti. Infatti abbiamo vari parallelismi e vari punti in cui possiamo guardare questo progetto. Se Benedetta nella prima parte ci aveva raccontato la terra del Carso, dove è cresciuta, dove vive, e ci racconta quindi un territorio che è marchiato dalla guerra, dalla prima guerra mondiale, con le trincee, con le vestigia, con questa memoria, adesso vediamo una nuova guerra, quella in Ucraina, ma vediamo come sia possibile che il panorama e lo sguardo dal castello di Udine possano diventare una bellissima sensazione di pace e di libertà, come ci ha raccontato Giulia. E adesso passo la parola a Mosè. Buonasera, sono Mosè, frequento il liceo scientifico a Gorizia e mentre guardavo questo video mi è scaturita solamente una emozione, una sensazione, ovvero lo stupore. È un video veramente ben fatto, le qualità delle immagini eccelse, e lo stesso posso dire anche per il montaggio, e posso solo che essere soddisfatto di aver fatto parte a questo progetto. Oltre a questo, questa è stata un'esperienza molto formativa, infatti ho imparato a collaborare con persone che prima non conoscevo, con le quali si è instaurata un'ottima intesa. Oltre a questo il tempo non è stato sempre dalla nostra parte, infatti non ce n'era mai abbastanza, e quindi bisognava essere sempre attivi, bisognava sempre ascoltare senza interferire, anche se posso dire sono un testardo e quindi qualche volta vado solo per la mia strada. E inoltre è stato anche importante vedere come i professionisti, in questo caso della RAI, lavorano sul campo. È stata un'esperienza veramente molto formativa, imparare da loro, e anche mi ha dato molti stimoli per il futuro. Oltre a questo sarò breve, voglio concludere che un anno fa, quando inviai la richiesta di partecipazione al progetto, mai mi sarei immaginato di finire su Reistoria a raccontare le mie radici. E anche qui invito tutti, l'abbiamo presentato pubblicamente l'anno scorso, a vedere il video che Mosè ha realizzato su Piazza della Transalpina. È toccante, è emozionante, è proprio un lavoro, hai fatto un lavoro importante su quella piazza, ed è bellissima la tua parte in questo video, in cui passiamo dal voi, da loro, da chi possiamo considerare stranieri, a renderci conto che tutti lo siamo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Angelica, frequento la quarta superiore al liceo classico europeo all'Educatato statale Collegio Uccellis. Nella prima parte del percorso, insieme a Veronica che è qui e Angelica che è in Grecia, ci siamo focalizzate sui balli popolari e la tradizione dei balli popolari sia in Friuli che in Romania. Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Elena, un'infermiera che è qui in Italia da più di 20 anni, ha creato una famiglia qui,
E nonostante le difficoltà, Veronica penso possa concordare, nel turni di lavoro, scuola, siamo riusciti comunque a realizzare un video, milioni di problemi tecnici, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Come ha detto Mosè, il tempo non è mai abbastanza e quindi siamo arrivati all'ultimo a sistemare, perché la tecnologia aiuta, però ogni tanto mette un po' di intoppi. E invece nella seconda parte abbiamo avuto un plot twist, possiamo definirlo così, e con questa grandissima opportunità di partecipare a questo video della RAI, un'esperienza sicuramente inusuale. Non si pensava, penso nessuno di noi, ad arrivare a questo punto. È stato 10 minuti di video, sono strani da vedere in quanto ci sono voluti più di una giornata e mezza di lavoro per realizzare tutto questo. La troupe della RAI è stata super disponibile sin dall'inizio ad aiutarci, a capirci, in quanto non è una cosa molto semplice andare fuori dalla propria comfort zone, avere una telecamera che inquadra e non guardare la telecamera, perché non si guarda la telecamera. E quindi Stefano in questo è stato un santo nell'aiutarci. È stata un'esperienza veramente entusiasmante, inaspettata, e volevo ringraziare Morena che ci ha seguito nei nostri sali e scendi tra la realizzazione del video inizio anno e a sostenerci durante le riprese, che sono state difficili per tutti, e quindi grazie e basta. La parola a Sara. Buonasera a tutti, sono Sara Conoscitore e sono uscita quest'anno dalla quinta liceo allo Stellini. Quando mi è stato proposto questo progetto io mi sono fermata un attimo e ho riflettuto, perché in un certo qual senso anch'io mi sono trovata a dire adesso sono qui, perché io mi sono trasferita qui in Friuli Venezia Giulia dalla Puglia ormai 8 anni fa questo agosto, e quindi sì, voglio dire che è stata un'esperienza meravigliosa e ringrazio anch'io Morena per questa opportunità spettacolare e il gruppo di lavoro, perché sono delle persone meravigliose queste qui, e anche quelle che purtroppo oggi non ci sono per via di vari impegni. E ci tengo a dire che sono riuscita a vedere anche io il Friuli Venezia Giulia da un'angolazione completamente diversa, che magari avevo scordato negli anni che ho passato qui, ed è stata un'esperienza veramente arricchente e anche sconvolgente da questo punto di vista, però in un senso molto buono, perché ogni sconvolgimento in realtà porta a qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo è stato veramente bellissimo, quindi grazie davvero per questa esperienza. E adesso invito qui Nabil Grey e Giulia. Giulia ho visto che non andare via. Giulia bionda e Giulia mora, abbiamo solo la bionda. Prego. Grazie mille di questo bellissimo film, e sono stata molto emozionata, mi è piaciuto tanto. Se sarei preparata prima potevo fare anche meglio, però così naturale, tutto bellissimo, veramente grazie mille, siete molto bravi, anche se appena cominciate a fare questa bella strada. Grazie a tutti, buonasera a tutti, mi chiamo Nabil Grey, ho 29 anni. Era il mio compleanno in questo mese, ciò che questo mese è speciale per me, e sono contento di stare qui, e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, e spero di essere con voi per svilupparmi, e grazie a tutti. E adesso invito se qualcun altro vuole intervenire. Nessuno? Prego Marina. Prima di chiudere, nuovamente ringraziare in maniera
meno formale il sovrintendente, che ci ha abilitato, diciamo, in questo senso, in maniera particolarmente affettuosa Morena, non la chiamiamo neanche con il cognome, ma proprio come se fosse una compagna di lavoro, tutto il team intendenza che ho avuto modo di conoscere quando sono venuta a seguire il progetto, e tutto il gruppo di lavoro che ha collaborato, i giovani che abbiamo capito aver concluso in tutti i casi, o in alcuni casi, il loro percorso di studio, e quindi sono sul bordo delle loro strade professionali, le persone che hanno collaborato, e tutte le vostre testimonianze sono il nostro senso. Mane Deus. Benissimo, allora vi ringrazio tutti per l'attenzione e adesso vi invito al piano nell'androne qui all'ingresso per brindare insieme alla realizzazione di questo progetto. Grazie.